Buongiorno a tutti, sono Luca Modena e vi do il benvenuto alla sesta giornata del portiere qui a Taglio di Po, che segna l'inizio, la ripartenza delle attività sul campo all'interno del centro sportivo tagliolese dedicato all'indimenticato Edoardo Duò. Quest'oggi oltre 40 portieri provenienti da tante parti del Veneto si sono dati appuntamento per poter lavorare con allenatori qualificati e poter apprendere, portare a casa qualche segreto del mestiere, qualche attività in più da portare all'interno del proprio bagaglio tecnico. Ma ora andiamo subito nel dettaglio e con le interviste ai vari allenatori presenti a questa giornata. Grazie. Eccoci qua con Danilo Bonato, uno degli storici e più esperti allenatori dei portieri del Veneto, anche lui quest'oggi qui a Taglio di Po per la giornata del portiere. Ma Danilo, parlando di ASD Solo per Numeri 1, che è una nuova scuola portieri, chi è partito con quest'idea di metterci insieme innanzitutto come amici, come gruppo di amici, per dare qualcosa in più ai nostri numeri 1? Sì, eravamo un gruppo di amici, però diciamo che l'input per la partenza l'ha data Luca Modena e Lorenzo Faccini, e poi noi abbiamo considerato la situazione, la storia, e dal momento che ci conosciamo da molti anni e abbiamo aderito a questa iniziativa che è molto positiva secondo noi, per girare un po', per farci conoscere e allenare i portieri in una loro diversità. Danilo, ma chi sono i soci fondatori di questa associazione? Luca Modena, il presidente Lorenzo Faccini, il tesoriere Fantin Stefano, e poi ci sono i consiglieri che sono io, Bonato Danilo, Massimo Cecchinato e Zanotti Roberto e Giovanni Pilotto, che non è qui con noi perché lui è in Sardegna e ci guarda da laggiù. Infatti abbiamo la dimensione dell'associazione non solo veneta ma anche in altre regioni d'Italia come la Sardegna. Adesso passeremo da un altro socio quale Massimo Cecchinato, che ci darà qualche altra informazione in più. Grazie Danilo. Grazie. Eccoci qua con Massimo Cecchinato, un po' accaldato perché sta lavorando duro e intensamente con i portieri di oggi, la giornata del portiere. Anche Massimo è uno degli primi ad aderire al progetto di questa nuova realtà della scuola portieri, ma dopo aver parlato con Danilo, che ci ha esposto chi sono i partecipanti iniziali, i fondatori, diceva Danilo appunto che siamo anche in altre regioni, come ad esempio la Sardegna. Abbiamo diverse sedi in giro, no Massimo? Sì, abbiamo diverse sedi in giro, a parte Taglio di Po chiaramente, che ringraziamo oggi. Mercoledì siamo stati a Malcesine, avremo in futuro in programma altri camp tipo oggi, serali anche, tipo mi viene in mente Vedelago fra pochi giorni, e stiamo cercando di ampliare il nostro raggio di azione in tutto il Veneto e, come dicevi tu giustamente, anche in Sardegna, fuori dal Veneto e sulle isole stupende che ci contraddistinguono in questa meravigliosa Italia, dove diamo offerte tipo oggi, che speriamo di ampliare nel miglior modo possibile, dove i genitori possono mandare i loro figli a divertirsi e perché no, anche imparare un po' dal nostro staff, che presumo che ci metta l'impegno e che può essere di aiuto a farli crescere. Ecco, questo è quello che ci prefissiamo. Eccoci qua con Fantin Stefano, altro socio fondatore della nostra scuola portieri, al quale abbiamo parlato prima con Massimo, no? Di portieri, di qualità, di tecnica, di tattica. Ma Stefano, secondo te il portiere moderno adesso che caratteristiche deve avere? La caratteristica, secondo me, un portiere oggi è un atleta completo, perché rispetto agli anni 90, che i piedi si usavano per mettere le scarpe, adesso i piedi per un portiere serve per costruire l'azione. Un prototipo adesso di un portiere è Alessio Cragno, bravo in tutto, gli manca solo forse 10 centimetri, perché purtroppo i portieri oggi devono essere dall'1,95 in su, e questo Alessio Cragno ha qualche centimetro di meno, però
per tutto il resto è un portiere assolutamente completo, moderno, bravo, le ha tutte. Bene, quindi come esempio di portiere moderno prendi lui. Quindi le sue caratteristiche, un po' più nel dettaglio, quali sono? Grande personalità, ad esempio, no? Grande personalità, grande tecnica podalica, questo riesce a mettere un pallone a 50 metri senza problemi, grande esplosività, sempre attento nelle azioni e per un portiere è un gran jolly che può giocarsi la domenica. Ecco, dopo Fantin Stefano, eccoci qua con Alberto Goggia, altro allenatore della nostra SD solo per numeri 1, che quest'oggi insieme all'USD Tagliolese organizza questa sesta giornata del portiere a Taglio di Po. Se con Fantin, Alberto, abbiamo parlato di chi è il portiere moderno, a te invece chiedo chi è l'allenatore dei portieri adesso nel 2021, che caratteristiche deve avere a tuo parere? Allora, buongiorno a tutti. Intanto anche il preparatore dei portieri, come si è evoluto il ruolo del portiere, si è evoluto anche il ruolo del preparatore. Siamo diventati parte integrante di uno staff, anche perché i ragazzi adesso sono parte integrante della squadra sempre di più, sono diventati il primo attaccante di una squadra e noi dobbiamo evolverci e far crescere i ragazzi anche da questo punto di vista, fargli capire che sono parte di una squadra di 11 persone, non di un 10 più 1. E quindi siamo dovuti crescere anche su questa parte qui, parte anche tattica, perché dobbiamo insegnare la tattica anche ai nostri ragazzi, e dopo dobbiamo essere ormai dei buoni psicologi con questi ragazzi, che abbiamo la fortuna di allenare in piccoli gruppi, quindi abbiamo quasi un rapporto 1-4, 1-3 solitamente, e noi dobbiamo essere bravi a cogliere tutti questi aspetti anche dei ragazzi per farli crescere anche da questo punto di vista su un ruolo che in questa nuova evoluzione è diventato ancora più complesso di prima. Eccoci con il nostro presidente del SD solo per numeri 1, Lorenzo Faccini. Abbiamo parlato di allenatori portieri, abbiamo parlato di portieri, abbiamo parlato di chi siamo, ma appunto riallacciandomi a questo, qual è poi, sì, chi siamo, ma cosa vogliamo fare, cosa vogliamo dare a questi ragazzi? Ma tu hai detto una cosa importante, cosa vogliamo dare? Noi a loro non vogliamo insegnare, perché insegnare vuol dire incidere. Noi ci siamo riuniti con obiettivi che sono principi e filosofia. Noi ci vediamo in primis educatori vuol dire portare fuori, quindi ai nostri ragazzi cerchiamo di dare gli strumenti in maniera tale da esprimere poi il loro talento, ossia noi siamo un po' la guida, no? Che gli indica la strada, poi ogni ragazzo percorrerà questa strada in base alle proprie capacità e i propri strumenti che noi gli abbiamo dato. In virtù di ciò a noi piace fare un lavoro integrato dove il lavoro sul campo è solo una parte e il supporto a loro e anche ai genitori soprattutto. Abbiamo anche dei professionisti che si occupano della parte alimentare con una laureata in biologia e farmaceutica, un laureato in scienze motorie e osteopatia e anche un professionista dell'allenamento mentale, ossia un mental coach. Ecco quindi che la nostra visione è una visione integrata del ruolo, insomma, questo sono un po' la nostra filosofia, ecco. Grazie Lorenzo per averci detto quali sono gli obiettivi, i principi e ciò che guida l'associazione SD solo per numero 1. Continuiamo con la nostra carrellata dei presenti a questa giornata del portiere di Taglio di Po. Dopo il presidente della SD solo per numero 1 Faccini andiamo a parlare con gli ospiti di quest'oggi, gli altri allenatori dei portieri che hanno accettato il nostro invito a essere qui oggi a Taglio di Po. Iniziamo con Davide Marzaro. Davide, dici da dove vieni, un po' le tue esperienze da allenatore portieri e che lavoro stai effettuando quest'oggi. Prego. Beh, mi chiamo Davide Marzaro, abito in provincia di Venezia, quest'anno ho allenato a Vedelago, in provincia di Treviso, ho allenato sotto la giovanile del Mestre, Venezia, varie trascorse a Peseggia, in varie realtà locali. Adesso sto effettuando dei piccoli giochini di abilità, parate rapide con i portieri, riflessi, eccetera, anche per farli un po' divertire, perché giustamente come la giornata vuole si devono divertire, quindi un po' di cosa movimentata, rapida, veloce. Visto che la giornata insomma, è dedicata al divertimento e soprattutto per loro, insomma, noi lo facciamo per loro. Ecco.
Eccoci anche con Federico Giaretta, nostro ospite anche quest'anno. Ringrazio molto Federico della presenza che lui ogni anno, ogni volta che lo chiamo per le giornate del portiere, è sempre disponibile. Grazie innanzitutto per essere sempre presente. Federico, con che gruppo stai lavorando e che tipo di attività stai facendo con questi super numeri 1? Allora, grazie intanto a voi per l'invito. E oggi mi è stato assegnato il gruppo dei piccoli. Stiamo facendo un lavoro di propedeutica per quanto riguarda i fondamentali del portiere, quindi gli spostamenti, le prese e i tuffi. Poi faremo anche dei giochi con la rete elastica, quindi sarà un allenamento improntato, ecco, in chiave tecnica ma anche in chiave ludica, in modo che i bambini si divertano e si approcciano, ecco, nel migliore dei modi al ruolo del portiere, che è un ruolo molto affascinante e molto importante. Altro ospite fisso ormai delle nostre giornate del portiere è Stefano Caldin, esperto ed importante allenatore dei portieri della nostra zona, che ringrazio molto per essere presente anche quest'oggi, e al quale facciamo anche gli auguri del compleanno, che nonostante quello è venuto qui quest'oggi, quindi questo denota la sua grande passione per questo ruolo. Stefano, quest'oggi che gruppo di ragazzi hai avuto e che tipo di lavoro stai facendo? Ho dei 2005, sto facendo del tecnico coordinativo e direi tecnico coordinativo comprende un po' tutto il programma, insomma, ecco. I ragazzi li vedo ben predisposti e lavorano con entusiasmo, e questo facilita anche il nostro compito, visto che li conosciamo da 10 minuti, ci stiamo insieme un'ora e mezza, poi bene Luca, bene. Dopo questa importante iniezione di positività di Stefano Caldin, andiamo dal prossimo allenatore, Fabio Visalli. Eccoci qua con Gino Carli, grande e importante allenatore dei portieri del Veneto, che anche quest'anno ci ha omaggiato della sua presenza alla giornata del portiere a Taglio di Po. Un grande grazie a Gino per essere anche oggi qui, nonostante i tanti impegni personali è riuscito a essere qua e ci fa veramente molto piacere. Ma una domanda a Gino la voglio fare: secondo te, Gino, questi ragazzi adesso, dopo questo periodo di sosta, di lockdown, di fermo, come li vedi? Li vedi più attivi, li vedi più vogliosi? Il nostro lavoro di allenatore portiere è ancora più importante secondo te per chi vuole fare questo ruolo? Sì, deve essere è molto importante il lavoro che facciamo noi, anche perché vengono da un anno di inattività, vengono da un anno di PlayStation, vengono da un anno di TV, vengono da un anno di divano. Ritrovarli in campo per noi è stato un piacere, ma è anche un lavoro in più, perché dobbiamo lavorare tantissimo per fargli recuperare la voglia e il piacere di assaporare l'erba, di assaporare il campo da calcio, di cominciare a rimettersi in gioco verso altri compagni, cosa che hanno perso. Quindi l'aspetto sociale diventa ancora più importante in questa fase, no Gino? Sì, infatti l'aspetto sociale, gli allenatori, gli istruttori di qualsiasi altro sport, non è che il calcio sia tutto, ci sono anche altri sport, ma fermare un movimento che aveva già in per sé stesso le distanze e tutto, per me è stato un dramma, qualcosa di molto sbagliato, perché lo sport non è causa del Covid. Eccoci con Fabio Visalli, altro nostro ospite come allenatore portiere alla giornata dei portieri. Ogni volta che lo chiamo per questa giornata a Taglio di Po è sempre disponibile. Un grande ringraziamento a Fabio, che è sempre pronto a mettersi a disposizione per i ragazzi. Fabio, che gruppo hai oggi e che tipologia di attività stai facendo con i tuoi ragazzi di questa giornata? Il gruppo degli allievi è diciamo anche uno dei giovanissimi, sono i 2007 e 2006 e il lavoro che stiamo facendo oggi è un lavoro a carattere generale. Stiamo partendo dall'approccio alla palla con la presa, stiamo partendo dalla postura del corpo del portiere verso la palla, verso la squadra. È un lavoro coordinativo, è un lavoro di
preacrobatica e poi finiremo con un lavoro situazionale. Ecco, secondo me queste giornate devono essere un po' a carattere globale, devono comprendere un po' tutta l'attività che facciamo noi. È chiaro che io ai ragazzi ho già accennato che è una parte che non, come dire, non è un allenamento del macrociclo, microciclo settimanale, ma un allenamento appunto a carattere globale dove prendiamo tutti gli aspetti del portiere, insomma, ecco. Eccoci qua con il nostro presidente della Tagliolese che ospita questa sesta giornata del portiere a Taglio di Po, Robertino Bonato, al quale voglio chiedere cosa rappresenta secondo te questa giornata, questo riprendere le attività. Rappresenta la ripresa, come hai detto te, dopo oltre un anno di stop. Ed è un evento questo molto importante al quale abbiamo partecipato per 6 anni, come diceva Luca, ed è una manifestazione che è andata in crescendo tutti gli anni. Sono molto soddisfatto e speriamo che questo sia un segno per ripartire al più presto possibile nel migliore dei modi. Ma è una giornata importante per Taglio di Po perché da 6 anni ormai c'è questa giornata del portiere organizzata per Taglio di Po da Luca Modena, grande organizzatore, grande dirigente da Tagliolese e dicevo grande organizzatore di eventi qui a Taglio di Po che riguardano i portieri. Taglio di Po da sempre c'è una scuola portieri non indifferente in zona e quindi è un segnale importante perché abbiamo bisogno che lo sport ricominci, velocissimamente perché i ragazzi dobbiamo riportarli nelle nostre strutture, riportarli nei nostri campi di calcio, nelle nostre palestre, perché c'è bisogno di tutto questo. In conclusione desidero ringraziare tutti coloro i quali hanno reso possibile la riuscita di questa giornata, dal presidente dell'USD Tagliolese Robertino Bonato e anche l'amministrazione comunale presente con il vice sindaco Alberto Fioravanti, la stampa locale, tutti gli allenatori intervenuti, ai genitori dei ragazzi e ai ragazzi grandi che sono venuti qui per poter fare un allenamento e una giornata all'insegna dei numeri 1 per divertirsi e per coniugare quindi l'aspetto ludico all'aspetto tecnico. Un grazie veramente a tutti e arrivederci ai prossimi eventi presso il campo sportivo di Taglio di Po per la Tagliolese e in giro per l'Italia per l'SD solo per numeri 1. Arrivederci, a presto!